Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi presentiamo La panchina dell'amore, questa splendida realizzazione legata al mito di Romeo e Giulietta. Volevo ringraziare quelli che sono stati i protagonisti per la realizzazione di questa panchina qua, cominciando da chi l'ha progettata, quindi dagli architetti dello studio Porrella, Francesca e Stefano, dall'impresa che le ha materialmente realizzati, vedete in Corten, di Butrio, che è qua rappresentata l'impresa Tonello, e poi naturalmente il comitato di Romeo e Giulietta, qua rappresentato da Albino Comelli, che ha portato avanti questa iniziativa di valorizzazione culturale della storia, della vera storia friulana di Romeo e Giulietta. Siamo qua in piazza Venerio, dove sorgeva il palazzo dei Savognan e dove si è celebrata questa grandissima storia d'amore di cui anche in questi giorni, visto la drammaticità della situazione, abbiamo estremamente bisogno di parlare di temi belli come quello dell'amore. Quindi la vera storia d'amore che è stata celebrata da un grande studioso inglese, che è quella di Luigi da Porto e di Lucina Savognan, che si è svolta proprio nella data odierna, il 26 di febbraio, nella piazza Venerio qua. Un ringraziamento quindi a tutti coloro che hanno contribuito per la realizzazione di questa iniziativa qua, che ha una grande valenza anche dal punto di vista turistico, perché oltre ad essere bellissima come realizzazione, naturalmente, come vedete, è possibile per gli innamorati che vogliono venire in bicicletta a Udine, lasciare le loro biciclette, sedersi e portare con delle foto il loro amore, ma soprattutto fa parte di un percorso ciclistico che tocca le più importanti località della nostra regione, il percorso dell'Alpe Adria, parte da Tarvisio e poi scende giù per molti comuni, tocca Cremona, tocca Brazzacco, Udine, Manzano, adesso ne ho citato qualcuno, Aris, Lignano, Grado, poi arriva ai comuni del Veneto, perché naturalmente il percorso ideale è quello di abbracciare quella che è la grande storia e il mito di Romeo e Giulietta, arriva fino a Vicenza e a Verona. Quindi è un'iniziativa che senz'altro che la metterà ancora all'interesse di tanti turisti, soprattutto dall'Austria, che abitualmente vengono a Udine e che potranno avere l'occasione, oltre che per le degustazioni enogastronomiche, per la grande mostra che si sta chiudendo qua a Casa Cavazzini, grande mostra della forma dell'infinito, anche per un percorso ideale legato al tema dell'amore. Grazie a tutti voi. Adesso lascerei la parola ad Albino Comelli, che rappresenta qua il comitato Romeo e Giulietta. Buongiorno a tutti. Certo che questo sole splendente, signor Sindaco, sarebbe ancora più bello, più pulito, più terzo e più vitale se non ci arrivassero notizie così drammatiche da paesi vicini a noi, liberi e cristiani, che credevamo liberi e cristiani e che vediamo invece turbati da quella che è la più peggiore, può dire in italiano, delle oscurità, che è la notte della mente. Quando la violenza si insinua nel cuore dell'uomo, davvero non c'è notte peggiore che possa turbare. È talmente così iniqua, talmente disumana, talmente infame, che ci resta solamente invocare l'aiuto di Dio, di colui che ha creato attraverso il Big Bang la luce nel cosmo oscuro, e chiedergli pietà per questo mondo che ogni tanto, per un tic nervoso diabolico, va contro tutto ciò che sarebbe umanamente desiderabile. Fatta questa promessa, saluto il signor Sindaco Pietro Contanini, al quale vanno molti meriti di questo incontro, perché io che da 20 anni mi dedico a questa iniziativa di Giulietta Romeo in Friuli, che è la vera storia, so bene che ho fatto anticamera per molti anni, finché arrivò questo signore chiamato Pietro Contanini, che mi aprì le strade, mi aprì le porte, mi aprì le braccia, assieme all'assessore Maurizio Franz, che ha appena parlato con parole concrete buone, assieme all'assessoressa Silvana Olivotta,
insieme all'assessoressa, anche qui le donne ormai imperversano, all'assessoressa Elisabetta Marioni e a tanta gente che ci ha sostenuto. Ricordo che questa panchina è un segno, dicevo, d'amore in un momento piuttosto crudo e duro e deprimente della vita umana. È un segno di amore, di pace e anche di bellezza, perché i fratelli Borella, Stefano e Francesco sono designer e architetti di qualità, ma di qualità alta, internazionale, che hanno postato qui, hanno messo qui questo segno della loro arte in un modo nobile, stando vicino a questa nostra storia. Ed è con questa che noi andiamo a testa alta anche a Verona, come sono andato io al tempo in cui il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, invitò Flavio Tosi, sindaco di Verona, e lui venne a Udine e io lo presentai a voi, a questi due signori che senza paura e senza macchia sono andati avanti e oggi postano con orgoglio questa loro cosa. Verona ci è amica, ho fatto il generaggio con loro e abbiamo detto che questa storia vera da noi e da loro, diciamo, raccontata, ma del valore shakespeariano del teatro e del genio shakespeariano, possono convivere insieme e convivono infatti. Infatti questa panchina bellissima, che è un segno di pace, di fiducia, di vitalità e di amore, è arrivata prima di essere qui a Verona, in Piazza Bra, dove appunto il sindaco Tosi vi ha offerto questo spazio, che vuol dire essere nella piazza più visitata o quasi d'Italia. E quindi diciamo che noi siamo andati avanti con questa storia. Io ricordo Cecil Claff, il grande maestro mio, il grande colui che mi ha dato in eredità questo compito di portare al Friuli questa storia e di farla vedere in tutto il mondo. Ed è con questo che ho scritto dei libri, ho fatto e ho divulgato questa storia, ed oggi noi siamo onorati perché non è solo un segno di storia nostra, sia pure nobilissima, ma è un segno anche di amore, un segno di grandezza del nostro popolo, perché qui in questo piccolo capoluogo chiamato Udine, che al suo tempo era chiamato Udine e poi venne chiamata Metropoli del Friuli, di cui lei ha una grande responsabilità, signor Sindaco, ma vedo che non teme, anzi ho visto che anche ha rilanciato il suo futuro, il suo impegno. Grazie, la garantisco che non sarà solo in tutto questo, perché quello che è stato fatto in questo momento in Friuli è importante. Chi va in piazza Libertà di Udine guarda dalla loggia del Lionello, la via Mercato Vecchio, si rende conto che Udine ha ampliato la luce, lo spazio e la bellezza della sua città. Detto questo, io dico che l'amore di Giulietta Romeo in Friuli tra Lucina Savorgnan e Luigi da Porto, che nel 1511 qui si sviluppò, dove c'era il Palazzo Savorgnan, che non c'è più da 500 anni, durante una festa mascherata di carnevale, è un segno davvero sfortunato, perché effettivamente i grandi amori non finiscono bene, perché si sa che non per nulla Shakespeare, il tragediografo inglese, lo sfruttò proprio per la combinazione di amore e di morte. L'amore cerca la morte per vincerla e la morte cerca l'amore per possibilmente distruggerla. Sono i due avversari contro cui combattiamo e combattiamo anche adesso nella povera Ucraina, però alla fine vincerà l'amore. Noi diamo un segno oggi di amore, vero Francesco, vero Stefano, e con tutti voi. Ricordo anche vostra madre che vi ha portato quando abbiamo fatto la manifestazione a Manzano sì, vabbè, vecchio, ma tanto. No? Ebbene, sua mamma Norma, che non c'è più, ha detto andate a questa manifestazione fatta da Albino, e abbiamo fatto la targa di Manzano e poi da lì sono venuti loro. Ecco, questo è un momento anche di orgoglio, di bellezza e di forza. Non ci abbattiamo, non abbiamo paura di niente, siamo forti dell'amore, della storia, della bellezza di questa città e di coloro che la reggono. Io vi auguro ogni bene con tutto il mio cuore
E dall'alto dei miei 20 anni dedicati a questa città, questa Udine, io che sono nato a Parigi da genitori friulani, dico che anche loro, dall'alto, guardandomi, sicuramente saranno orgogliosi di tutto questo. E come io sono orgoglioso della vostra partecipazione, della vostra vicinanza e di quello che questo darà come turismo, perché il percorso, è questo il punto finale che voglio concludere, con cui voglio concludere, è questo, che noi, va bene, buoni, umili, semplici friulani, però vogliamo entrare anche noi nel gioco, nel teatro, nell'arena del turismo, perché vogliamo dare, oltre all'amore, come dico sempre, anche un po' di pane a questo Friuli. E il turismo è un modo per farlo. Questo percorso che voi avete già cominciato, oltre che a Verona, a Lignano, chi va a Lignano trova 3 panchine dei fratelli Borella, non una. Ecco, e che poi verrà questo percorso praticato da Tarvisio, andrà fino a Verona, e questo vuol dire un'unione tra queste 2 splendide regioni che sono il Friuli e il Veneto, ma anche uno splendido percorso che su cui potranno entrare le genti venute dal nord, che vanno anche a grado a Lignano e che potranno conoscere questa grande storia. Noi umilmente, l'umile, laborioso, giusto, onesto Friuli, oggi sorride, è contento, è orgoglioso e rilancia la sua speranza, il suo lavoro e la sua storia anche per il futuro. Grazie a voi tutti. Grazie ad Albino Comelli. Grazie ad Albino Comelli, a passione che mette nel fare tutte le cose, grazie al comitato Romeo e Giulietta, al suo presidente Ugo Falcone. E adesso lascerei la parola un attimo anche all'architetto Francesco Borrella prima della conclusione del sindaco. Prego. Grazie a tutti. Allora, io sono anche molto orgoglioso di poter condividere con il progetto del percorso dell'amore con la città di Udine, perché il città di Udine è uno dei, forse il punto più importante di tutta la storia di Giulietta Romeo, perché è il momento in cui la scintilla fra questi 2 personaggi, nobili personaggi della città di Udine, che vediamo anche nel simbolo stesso della città. E quindi noi siamo molto orgogliosi, vogliamo portare avanti questo progetto. Già sono circa 8 anni di intense studi e di intense volontà nate dalla collaborazione con il Albino Comelli, ma che si stanno intensificando anche adesso con tutti i comuni che sono stati coinvolti, che verranno coinvolti in questo progetto, e che vuole veramente portare un'occasione di rivalutazione dei nostri territori a livello sia nazionale ma anche internazionale. Noi vogliamo portare il progetto anche alle capitali dove il manoscritto è poi passato, quindi da Parigi fino a Londra, per creare un'ulteriore visibilità. Cerchiamo adesso con questo progetto di portare avanti attraverso i comuni la valorizzazione di quelle che sono le unicità dei territori, dei prodotti, dei servizi e del turismo. Questo è uno degli obiettivi che dobbiamo porci e fare squadra. Noi abbiamo avuto la possibilità, avendo il nostro atelier, la nostra professionalità, in 2 ambiti, nell'ambito sia pubblico, con vari incarichi e varie opere, anche nell'ambito delle aziende. Quindi la nostra volontà è sempre stata quella di coniugare queste 2 realtà, metterle insieme e creare le opportunità. Questo è importante. Quindi io vi invito a concludere e a darci la nostra degna. Grazie. Grazie a tutti. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma ero ad un'altra manifestazione molto importante per un'altra persona famosa di questa città, Don Emilio De Roy. Abbiamo inaugurato la mostra dedicata a lui. Oggi qui siamo a ricordare ancora la storia, con 2 personaggi vissuti in questa città, in questo luogo. 1511, 26 febbraio, si celebrò questo momento di carnevale. Poi il 1511 fu un anno terribile per i nobili, perché ci fu la rivolta dei contadini nei confronti della nobiltà.
Ma ricordiamo qui questi due innamorati che poi ispirarono William Shakespeare, la sua grande opera Giulietta e Romeo. E li vogliamo ricordare non solo con questa bellissima panchina, ma anche con dei pannelli che verranno messi lungo proprio questo edificio per ricordare agli udinesi che non conoscono, e poi ai turisti, la storia che si è svolta qui in questa città, dove i protagonisti furono in pratica una componente della famiglia dei Savorgnan, una famiglia potentissima, è vero, il simbolo della città di Udine riproduce questo scaglione che è il simbolo dei Savorgnan, e poi questo militare, perché era un militare, Luigi Rapporto, che poi era anche un ottimo scrittore, un ottimo poeta, che era innamorato di questa giovane della famiglia Savorgnan. E qui si svolge un episodio, poi tanti episodi sono svolti in altri luoghi del nostro Friuli, in cui verrà portata questa panchina per creare, come avete sentito, un percorso dell'amore, ma che ha a che fare con la storia. Ecco perché siamo orgogliosi di dire che i protagonisti storici erano del Friuli e non dobbiamo dimenticarlo. Avete sentito il dottor Comelli come bene ha spiegato la storia, e anche gli amici di Verona che hanno accettato questo elemento storico. Non c'è contestazione, nessuno sta contestando. Magari i miei predecessori qui in città erano un po' distratti su questa cosa, non ci credevano. Invece, grazie a studiosi inglesi che hanno detto chiaramente che la vicenda è ambientata nel nostro Friuli, noi siamo orgogliosi di dare notorietà a questo fatto e chiaramente fare giustizia sulla storia e invitare chi vuole vedere i luoghi storici in cui la vicenda si è svolta, proprio la nostra città di Udine, e questo luogo che ricorda le fondamenta in pratica del Palazzo Savorgnan, perché quelle linee che ci sono lì nella piazza non sono casuali, ma riproducono in pratica le fondamenta del Palazzo dei Savorgnan, che poi fu distrutto proprio come momento forte per punire in pratica la famiglia Savorgnan delle loro colpe. Bene, grazie della vostra presenza, grazie soprattutto agli architetti che hanno realizzato quest'opera, e ci diamo appuntamento tra poco perché i pannelli dovrebbero essere quasi pronti per l'inaugurazione dei pannelli che riproducono in pratica e narrano la storia di Lucina e Luigi Rapporto qui in questo luogo storico. Grazie a tutti e buona giornata. Siamo dall'altra parte. Allora, tagliamo ecco qua.
Con l'imprimato della...